Il modo migliore probabilmente per migliorare a scacchi è quello di giocare a scacchi, perdere le partite e capire perché abbiamo perso. Se c'è stato qualcosa che non è andato in apertura, nel videogioco, nel finale e qual è stato il momento preciso in cui il nostro avversario è andato in vantaggio. Spesso l'errore principale da parte di molti è quello di vincere o perdere online giocando a qualche blitz e continuare a giocare come se nulla fosse. Ok, divertimento, passatempo ci sta, ma se il nostro fine è quello di migliorare, allora c'è bisogno di analizzare. E non sempre analizzando con i vari siti e motori riusciamo veramente a capire la posizione. Ci vorrebbe una persona in grado di spiegarci bene, una persona più forte di noi che ci sappia dire che cosa è andato storto. Ecco che tutti gli studenti che sono iscritti all'Accademia di Matto Scacco e in descrizione del video trovi il link per iscriverti, hanno tra i vari supporti anche il nostro amato tutor. Il video che starai per vedere è un video che il nostro tutor, che è un maestro di ben oltre 2200 punti, che ha realizzato a un nostro studente che praticamente all'interno del nostro gruppo Facebook riservato gli ha detto: senti tutor, io ho fatto questa partita, non è andata particolarmente bene, mi sai dire che cosa ho sbagliato? Ed ecco un video di esempio che crea il nostro tutor. Buona visione. Ciao Alessandro, diamo un'occhiata alla tua catalana. Allora, D4, D5, C4, C5. Questa è una difesa, una specie di difesa simmetrica, no? Quindi lui cerca di aprire tutto, di liquidare tutta la pressione immediatamente al centro. In questo modo, il nero può liberarsi un po' da tutti i vincoli delle difese un po' passive, no? Che potrebbero scaturire da E6 o C6. Questo è quantomeno l'idea del nero, perché nella pratica in realtà questo non avviene quasi mai. Infatti il bianco qui ha già un vantaggio abbastanza consistente dovuto al fatto che una volta che tutta la posizione viene aperta, tutti i pedoni scompaiono, il bianco ha un tempo in più di sviluppo, no? Perché il bianco muove per primo, per cui avendo una posizione aperta e avendo il bianco tempi di sviluppo in più è avvantaggiato, perché generalmente quando uno ha tempi di sviluppo in più dovrebbe cercare di aprire la posizione, ehm, cosa che il nero sta facendo però avendo dei tempi di sviluppo in meno, quindi è proprio un errore diciamo concettuale. E qui, diciamo, se noi mettiamo il libero delle aperture, come vedi, tutto sommato nelle partite la percentuale delle vittorie del bianco è molto favorevole, è molto alta, per cui qui la mossa più giocata è naturalmente C per D5, perché al bianco va bene aprire la posizione, la donna rimangia questo pedone, e qui puoi difendere il pedone con cavallo F3. C per D4, e qui addirittura non devi neanche rimangiarlo questo pedone per forza, perché tanto questa donna è avanzata, è l'unico pezzo sviluppato, no? Generalmente dovrebbero essere i pezzi leggeri a svilupparsi prima, invece lui ha sviluppato la donna, ma qui pure è in difesa, quindi tu puoi giocare cavallo C3, perché su D per C3 chiaramente lui perde la donna. Quindi tu gli stai attaccando la donna se ne va, generalmente viene messa in A5 e tu ti riprendi il pedone. E qui tu hai una posizione ottima veramente perché la struttura pedonale è simmetrica, però hai già dei tempi di sviluppo in più e qui il bianco ha già un vantaggio abbastanza consistente, per cui chiaramente non è la catalana, apertura che so che a te piace, però comunque non è che contro ogni risposta del nero si può giocare la stessa apertura. Per cui bisogna sicuramente avere un repertorio abbastanza variabile. Lui sceglie B6 che appunto è una mossa che ancora una volta non è di sviluppo, lui dovrebbe pensare a sviluppare i pezzi come hai fatto tu, invece lui non lo fa. Per cui qui ancora una volta dovrebbe essere il momento giusto di aprire la posizione. A maggior ragione, ora su donna per D5 c'è cavallo C3 direttamente, perché lui questo pedone non è più in presa, perché è difeso dal cavallo. Tu invece scegli G3, no? Cercando a tutti i costi di entrare in una catalana. Non che sia un errore, nel senso che va bene entrare in una catalana, specialmente perché questa diagonale lui l'ha aperta, no, con B6, e quando tu hai un alfiere in G2 e un alfiere in B7 ed entrambi arroccate corto, cosa che si presume farà anche lui, in questo caso il tuo alfiere sarà più protetto dal tuo re, per cui sarà più al sicuro, diciamo, del suo, che invece sarà scoperto. E magari tu riuscirai anche a dargli qualche colpo tattico particolarmente favorevole. In questa posizione, appunto, c'era qualcosa di meglio, che era C per D5, per cui ricorda sempre che a seconda di quello che gioca il nero, comunque anche il bianco dovrebbe adeguarsi, non solo viceversa. Perché appunto negli scacchi bisogna sempre cercare di giocare le mosse che sono migliori, ma in relazione a quello che gioca l'avversario. Per cui se l'avversario ti gioca una mossa che indebolisce una diagonale, chiaramente tu vai ad attaccare quella diagonale. Però è anche vero che in questa posizione
Lui ha il problema più grande nel suo schieramento è che lui ha i pezzi che non sono sviluppati, per cui la cosa migliore sarebbe cercare di sfruttare quel fatto. Quindi G3, alfiere B7, alfiere G2, cavallo F6, donna C2. Ancora una volta, appunto, lui, diciamo, tutto sommato sta un po' sviluppando, però gli manca ancora quella stabilità nella sua posizione, perché ogni cambio in questa posizione è molto precario per lui. Per esempio, D per C5, B per C5, già C per D5, cavallo per D5, già qui per esempio lui ha dei serissimi problemi nella sua posizione. Per esempio, questo alfiere è indifeso. Per cui con cavallo e 5 già vedi i colpi tattici di cui ti parlavo prima, cominci già a mettere in piedi una strategia che secondo me non gli farà tanto piacere. Inoltre ha due pedoni isolati che sono veramente terribili, C5 e A7, e nel finale questo sarà veramente disastroso per lui, per cui tu hai già un grande vantaggio a questo punto. Appunto ragiona sempre su questi pedoni. Tu hai scelto donna C2. Donna C2 nella catalana è una mossa che si gioca esclusivamente per giocare E4, qualora tu non abbia sufficienti difensori di quella casa, per cui se tu hai un cavallo in D2 o in C3, ma non è sufficiente il controllo che tu hai su E4 per spingere, allora ti serve un altro controllo, tu porti anche la donna, ma in realtà in questa posizione non serve a molto, perché tanto tu non potrai mai spingere in E4, perché lui ha già tre difensori di questa casa, no? Il pedone, il cavallo e l'alfiere, per cui è una causa persa, non c'è bisogno di andare a cercare di giocare E4, è meglio concentrarsi su altre parti del gioco, perché appunto la catalana è un'apertura che sembra semplice, ma in realtà le variazioni di quello che tu devi giocare in relazione a quello che gioca il nero è molto ampia, nel senso che una minima variazione del piano del nero comporta un stravolgimento del piano che gioca il bianco. In particolare, da 2, uno dei problemi di donna C2 è che funziona solo quando il nero ha il pedone in C6, perché se ce l'ha in C5, poi il nero può mangiare in C4, mettere una torre in C8 e darti molto fastidio sulla colonna C. E6, e quindi alfiere G5, alfiere 7, cavallo E5. Tutto sommato non è una mossa strategicamente sbagliata, nel senso che sicuramente arroccare sarebbe stato più preciso perché la priorità è sviluppare i pezzi, o comunque D per C5, sempre lo stesso tema. Più che altro il problema di cavallo E5 è che perdi un pedone, e comunque i pedoni, specialmente quello di 4, no? Quello con cui hai aperto la prima mossa, è molto importante, nel senso bisogna sacrificare i pedoni solo se si hanno ragioni molto importanti per farlo, no? E qui, per esempio, l'unica ragione importante per cui avresti potuto farlo sarebbe stata questa, donna 4 scacco, per indurlo a giocare re F8, perché in realtà lui non ha tanti modi per difendersi, il cavallo in C6 non ci può andare, in B7 può farlo, però a quel punto tu mangi in D5 e come vedi la sua posizione è al limite, cioè tu lo stai pressando da tutti i lati. A questo punto sì che aver sacrificato del materiale avrebbe avuto senso, perché tu giocavi alfiere H3 e qui la pressione è troppa, lui perde materiale qui. Alternativamente cavallo Fd7 comunque non sarebbe stato granché per lo stesso motivo, tu mangi in E7, poi mangi in D5 e in questa posizione a questo punto non hai neanche bisogno di giocare alfiere H3 perché comunque il pedone in D4 è in presa. Per cui in realtà questo era il modo in cui potevi magari ragionare se volevi cercare di sfruttare appunto C per D4 a tuo favore, però con cavallo di 2 capisci no, che è un po' troppo lenta, diciamo, come mossa. In particolare dopo il rocco corto hai un pedone in meno e purtroppo senza compenso. Tu scegli E3, E4, che è una mossa che generalmente è giusta, ma nel caso specifico purtroppo non funziona tatticamente, nel senso che lui può giocare qualsiasi mossa e stare comunque bene. Per esempio, D per E3 è la mossa più logica, presa en passant, si libera dai pedoni doppiati e non c'è praticamente niente per te, no? E poi qua lui gioca la mossa che ti dicevo prima, torre C8, e qui è un po' un problema, perché a questo punto la donna è in grave pericolo, perché se lui gioca D per C4, poi si apre la colonna C e diventa un po' pericoloso appunto per te tenere la donna su quella colonna. Lui poteva anche giocare di per E4, anche questa sarebbe stata molto buona, perché in realtà tutti questi scambi alla fine non funzionano molto bene per te, anzi, qui dopo di 3 perdi addirittura materiale, perché lui appunto interrompe la linea di comunicazione fra il cavallo e la donna, qui magari non perdi il cavallo perché riesci a salvarlo, ma dopo G per F6 comunque perdi materiale, per cui ormai purtroppo hai tutto in presa, cioè è veramente difficile qui, ormai hai già perso la posizione.
quindi fortunatamente lui non l'ha visto, ha giocato H6 e qui puoi rimediare, quindi alfiere per F6. Alfiere per F6, tu hai mangiato in D5, che è la scelta giusta, cioè è giusto mangiare in D5 perché tutta questa tensione al centro, se la tieni così, è un problema perché hai un pedone in meno, no? Per cui tu devi agire velocemente, ma il modo giusto per farlo sarebbe stato mangiare DC. Perché? Perché mangiando DC tu vai a minacciare questo alfiere da due fonti diverse, la donna e il pedone. In questo modo lui non può più rimangiare il pedone indietro perché perde l'alfiere. Come hai fatto tu, è giusto l'idea, è giusta l'idea di mangiare in D5, il problema è che lui può rimangiare e tu non puoi mangiare l'alfiere perché c'è il pedone di mezzo. E qui tu hai rimangiato alfiere per D5 e il problema è che siamo sempre punto a capo, no? Hai un pedone in meno e non hai modo di recuperarlo. Per cui ormai qui si deve entrare in modalità difensiva, ormai c'è poco da fare perché non è neanche uno squilibrio per quanto riguarda la struttura pedonale. L'unico squilibrio che hai è cavallo per alfiere e quello ti potrebbe dare un po' di, eh, un po' di comfort, quantomeno per magari in un finale riesci a ricondurti in una posizione favorevole in cui il suo alfiere è meno forte del tuo cavallo. Quello potrebbe essere un'idea. Quella potrebbe essere un'idea, appunto, però tutto sommato non è molto semplice da giocare questa posizione. Per cui la cosa migliore qui sarebbe innanzitutto fermare questo pedone che è un pedone passato, quindi mettere la donna lì davanti e non muoverla più da lì. E poi è difficile capire il discorso cambi, nel senso ti conviene cambiare un paio di torri o no? Probabilmente la cosa migliore è non farlo, cercare di evitarlo quantomeno, perché scambiare un paio di torri generalmente è buono per l'attaccante, scambiare due paia di torri invece generalmente va bene anche per il difensore. Per cui devi fare attenzione per quanto riguarda questi scambi delle torri. In realtà qui la posizione è talmente tanto chiusa, nel senso che questo pedone blocca la colonna D, questa donna blocca un po' le entrate, che puoi anche scambiare un paio di torri e non succede niente, perché non è semplice neanche per lui in realtà vincere questa posizione. Però ecco, è importantissimo giocare a donna D3, questa è la mossa chiave, perché se tu fermi quel pedone puoi avere chance, ma se tu non lo fermi quel pedone e gli lasci giocare D3, questo alfiere comincia a lavorare, no? Vedi che alla fine tutto torna. Quindi qui giochi donna C3, chiaramente ti è sfuggito, no, che c'era alfiere per C3, può capitare, bisogna sempre secondo me prima di giocare una mossa chiedersi sempre, perché uno magari immerso nelle analisi non vede le cose più semplici, allora conviene chiedersi dopo aver pensato a una mossa, non sto vedendo qualcosa di estremamente semplice che mi sta sfuggendo, a quel punto vede chiaramente, no, l'alfiere che minaccia la donna, allora cambia la mossa. Qui sarebbe stato meglio invece giocare donna B3, perché con donna B3 scambiavi le donne, e qui è importante scambiare le donne perché? Perché se tu non scambi le donne, poi rischi di entrare veramente in una posizione molto, abbastanza disastrosa. Per esempio, dopo donna A4, lui ti gioca alfiere per B2 e guadagna un pedone, e poi questa donna difende il pedone passato e lo può scortare a promozione. Per cui paradossalmente qui tu devi cambiare le donne e non è una scelta semplice perché generalmente chi ha un pedone in meno non dovrebbe cambiarle, ma nel caso specifico, bisogna sempre valutare i casi specifici, funziona. Perché in questo caso quantomeno tu hai la possibilità di giocare contro questo pedone e non è semplice per lui difenderlo. Diciamo che si tratta comunque di cose molto piccole, nel senso che appunto la regola principale direbbe di non scambiare le donne qui, per cui donna 4 non è che sia un errore, nel senso come donna 4 vai sul sicuro. Diciamo che nel caso specifico donna B3 sarebbe stato meglio, perché in questo modo se tu vai ad analizzare le linee che, che vanno appunto a verificarsi, questo pedone alla fine lui o lo perde o quantomeno non riesce a portarlo a promozione. È tutta questione di analisi, perché l'eccezione alla regola puoi farla quando hai un'analisi che la supporta. Quindi, torre a C8, lui fortunatamente non la vede, a questo punto ti mette un alfiere in presa, stesso discorso di prima, no? Ricorda sempre di cercare di vedere prima di tutto le cose più semplici e le mosse forzanti, e poi di andarti a complicare la vita. Quindi alfiere G5, donna B4, giri un po' intorno, torre D8, lui non vede l'entrata in C2 fortunatamente, e qui tu giochi torre 3, che è un'ottima mossa perché vai a mettere pressione su questo pedone. Potevi farlo anche di qua, è ugualmente forte. Donna G5, F4. Questa mossa diciamo che non è un errore dal punto di vista concettuale, però diciamo che c'era di meglio, nel senso che giocando a torre di 1 questo pedone tu lo riuscivi a prendere perché non poteva più essere difeso, no? Perché lui, questa donna non l'ha saputo gestire, doveva tenerla in D5, no? Che come ho detto prima era un'ottima casa perché da lì poteva difendere il pedone, invece lui l'ha mossa e a quel punto non può più difendere il pedone.
perché tu devi sempre appunto capire intorno a quale elemento della posizione gira tutto il suo gioco, ed è proprio questo pedone in questo caso, per cui anche tu devi cercare di volgere tutta la tua attenzione verso quel pedone. Poi una volta che comunque lui l'ha perso perché ha messo la donna in C4, a questo punto tu puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo. Per cui F5, torre C1, perfetto, quindi mettiamo innanzitutto una torre sulla colonna aperta. Lui dovrebbe fare altrettanto con torre 8 e invece non lo fa con G5. E come vedi, negli scacchi in queste posizioni estremamente aperte, con donna e torre che sono gli attaccanti migliori, cioè vedi, basta una mossa, un passo falso come G5 per cambiare radicalmente la posizione. Perché tu puoi entrare con uno scacco che è una mossa forzante, no? Come ho detto prima, con un altro scacco, e tu hai dato un altro scacco, diciamo, il modo più veloce per vincere era forzare il suo re in H5, poi con torre G7, donna G6, lo riuscivi a spingere in qua, no? Lui, vedi, sarebbe stato obbligato a venire con il re in G4 e lì il modo di dargli matto l'avresti trovato. Come hai giocato tu va anche bene, diciamo che dopo re H5 sarebbe stato più difficile per te coordinare l'attacco, per cui ricorda sempre quando cerchi di vincere, quando sai, no, di avere una posizione vinta, di cercare sempre il modo più semplice per vincere, non il modo più veloce, non il modo più intuitivo, il modo più semplice, perché quello in cui tu sei sicuro al 100% o quasi al 100% di saperlo vincere. Per cui lui sceglie Re G7, vabbè, a questo punto donna E5 è il matto più veloce, tu scegli donna D7, qua si tratta solo di analisi, nient'altro, per cui diciamo che con 7 minuti sull'orologio forse potevi spenderne qualcuno appunto per cercare di capire quale sarebbe stato il modo migliore per vincere. Qui è tutto calcolo, per cui in queste posizioni dove appunto, come ho detto prima, basta una mossa e ti cambia radicalmente la posizione, dovresti cercare appunto il modo più veloce, scusami, più semplice per vincerlo, no? Che in questo caso è anche il modo più veloce. Spesso coincidono. Donna di 7, re G8 e qui appunto trovi la maniera più veloce e più semplice di dargli scacco matto. Quindi è stata un'ottima partita, puoi provare appunto a lavorare su questi consigli che ti ho dato. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!